Non è stato facile ma neanche difficile, perché come ho spiegato prima, diciamo, non c'è stata in realtà una grande discussione perché i voti che davamo, che erano in certo senso segreti ognuno dall'altro, perché venivano dati in quel momento, erano voti che rappresentavano esattamente una certa omogeneità di giudizio e quindi quando abbiamo fatto, noi abbiamo diciamo agito così, abbiamo prima fatto le abbiamo lette tutte, abbiamo dato il voto su tutti, poi abbiamo fatto una prima graduatoria di 10, queste 10 le abbiamo rilette, abbiamo azzerato la graduatoria e abbiamo ridato i voti senza guardare quello che avevamo dato prima e alla fine si è arrivato in modo direi naturale a questo risultato. Ecco, aggiungerei attestato di merito, non attestato di partecipazione, perché le tesi sono state tutte meritevoli. In ognuna di quelle tesi si possono trovare degli spunti interessantissimi. Noi avevamo solo 4 premi, o meglio, un premio che avevamo dovuto spaccare in 4, però se avessimo potuto dare qualcosa a ognuno di loro, ma allora mi è venuto in mente a me, diamo un attestato di merito e la seconda cosa è che vanno tutte e 34 pubblicate nel sito del Consiglio regionale, perché le persone devono studiare, vedere, apprendere, formarsi sui lavori di questi ragazze e ragazzi che sono stati veramente non bravi di più. Sul discorso della giuria io avevo voluto fare così, avevo voluto dedicare alle signore del Consiglio la possibilità di essere loro, di essere diciamo, le componenti della Commissione, però via via che io leggevo le tesi, chiaramente essendo io un maschio, mi sarebbe piaciuto sapere cosa ne pensavano gli altri maschi. E quindi per questo mi è venuto l'idea di dire la prossima volta o una giuria di tutti maschi o comunque una giuria metà e metà, perché è giusto vedere che cosa pensa un maschio su certe tematiche, perché abbiamo avuto quasi la totalità dei giudizi di donne, tranne il sottoscritto che chiaramente ha dato il suo giudizio, però mi sarebbe piaciuto su certe tematiche capire come certi miei, come dire, compagni di genere come la pensavano. La nostra battaglia dovrebbe finire quando non faremo più tesi sui femminicidi, questo volevo dire, perché significa che i femminicidi non esistono più, quindi è un punto d'arrivo ed è un auspicio al quale vorremmo arrivare e penso che il contributo di queste tesi possa aiutare tanto in questo percorso. 34 tesi di laurea che parlano di violenza di genere, femminicidi, è un atto di coraggio. Significa che i giovani vedono la società, vivono in questa società e hanno desiderio di porre fine a questa problematica, anche con il loro contributo, che è importante perché una tesi è, diciamo, l'asintoto del percorso di laurea, quindi insomma, hanno deciso di dedicare la tesi a questo argomento e quindi lo considero molto importante. Non so se sia solo quello che è accaduto a Giulia o comunque tutto il movimento e la sensibilizzazione che si sta portando avanti su quel tema. Io vorrei pensare ecco, che effettivamente tutti gli italiani abbiano a cuore la tematica della violenza di genere e si sia arrivati a questo punto proprio perché se ne parla, si sente che è arrivato il momento di fare qualcosa e quindi ecco, siamo qui per questo. La Fondazione ha come scopo primario quello di fare formazione, quindi promuovere una cultura del rispetto con corsi, piani di formazione, progetti sia all'interno delle aziende che all'interno delle scuole che direttamente verso gli insegnanti perché ecco, solo lavorando sulle nuove generazioni potremo debellare questo male. Un consiglio potrebbe essere quello di farsi aiutare, non aver paura dei giudizi, non aver paura in qualche modo di entrare diciamo, ad essere all'interno della parte giudicata, ma tenere in considerazione la propria vita. Questo è importante perché una vista dal di fuori può servire, quindi farsi aiutare, chiamare il 1522, recarsi ad un centro antiviolenza o anche solamente provare ecco, a vedere la cosa da un punto di vista esterno, quindi cercare ecco, di non dare tante cose per assodato
c'è tanta documentazione in merito, soprattutto nei siti dei centri antiviolenza. Invito a leggere quali sono i modi di divulgare che ha la violenza, perché di fatto è subdola, non se ne rende conto e quindi ecco, però l'aiuto resta fondamentale. Voltare pagina significa proseguire nella vita, anche dando merito a chi non c'è più, cioè serve uno schiaffo morale a chi non c'è più, a chi la vita voleva viverla e non poter andare avanti su questo percorso, annichilirsi. E significa andare avanti in un percorso di coscienza civile, di impegno in un'associazione, in una fondazione in questo caso, ma significa andare avanti, non ci si può fermare a chiedere giustizia a tutti i costi, inasprimento delle pene, perché poi si sta fermi lì e non si avanza, magari anche di un piccolo passo, ma bisogna andare avanti. Dal mio punto di vista è doveroso ricordare non solo Giulia, ma tutte le vittime di femminicidio e i loro familiari. Ne ho conosciuti tantissimi, un numero che non avrei mai immaginato e io sono vicino a loro e spero che la mia voce possa parlare anche in loro voce, ma ecco, li ho nel cuore tutti. Ho scritto questa tesi con il cuore, pensando soprattutto alla storia di Giulia, che è una storia che mi ha emozionata particolarmente e ricordando in particolare tutte le storie di donne vittime di violenza che ho avuto modo di ascoltare durante la raccolta di testimonianze, perché ho potuto scrivere e ho voluto scrivere una tesi scientifica, quindi di ricerca, che è partita proprio dalla raccolta di testimonianze dei familiari di vittime di femminicidio italiane e dalle loro esperienze ho cercato di tirare fuori tutto quello che non viene detto e non viene mai raccontato quando si pensa al femminicidio. Da semplice studentessa intanto mi sento di dirmi di credere di più in me stessa, perché non pensavo nemmeno di riuscire dalla mia cameretta a arrivare a raggiungere un risultato di questo tipo e poi naturalmente ai miei coetanei mi sento chiaramente di parlare ancora una volta con il cuore, perché secondo me non si riesce ad arrivare alle persone se non si riesce ad empatizzare prima con chi si ha davanti, e credo fondamentalmente che la cosa migliore da fare sia aprirsi e dirsi sempre la verità, perché anche nelle relazioni con i propri partner, con le persone che abbiamo accanto, è fondamentale essere chiari e dirsi sempre la verità, parlare con il cuore. Ecco. Le cose secondo me stanno già migliorando, l'abbiamo visto e lo vediamo dai numeri, le segnalazioni aumentano, le denunce da parte delle donne e delle vittime di violenza, che non necessariamente sono donne, ma oggi siamo qui a parlare solo di loro, ma ricordiamolo che la violenza di genere è contro ogni genere e ogni discriminazione, e secondo me le cose stanno già cambiando moltissimo, lo vediamo appunto dalle denunce, lo vediamo dal numero oscuro che piano piano secondo me si sta sempre più disgregando, e secondo me c'è buona possibilità di cambiamento nella società di oggi. Io oggi sono un assistente sociale, quindi diciamo che la prima cosa che vorrei fare è trovare un lavoro e poter aiutare concretamente con quello che faccio tutti e le persone che hanno bisogno di aiuto e bisogno di assistenza.